Buonasera a tutti e bentrovati nel canale di Nonna Nanna. Visto che il primo appuntamento si spera di tanti, è doveroso presentarsi e soprattutto spiegare chi è Nonna Nanna. Io sono Alfredo Orlando ed insieme ad Anna Citta, che vedremo a breve, ci racconterà una bellissima storia. E con l'aiuto di altri amici, amanti delle tradizioni popolari siciliane ovviamente, oggi in particolare vedremo ed ascolteremo il bravissimo chitarrista e amico Nico Podix. Vi accompagneremo in un magnifico viaggio all'interno della musica tradizionale siciliana e più in generale della cultura siciliana. Ma andiamo per passi. Le tradizioni, dovete sapere, che rappresentano la memoria storica, materiale e immateriale di un popolo, no? Ci dicono chi eravamo, chi siamo e chi saremo. Potremmo immaginare la cultura siciliana come se fosse una nonna, anzi, la nonna di tutti i nostri nonni, piena di saggezza e conoscenza, di consigli da elargire e di racconti da narrare, in grado di farci ballare come si faceva un tempo e di cantare delle bellissime canzoni siciliane. Però la nostra cara nonna, nonna Nanna appunto, ha bisogno di tutti noi, bambini e nonni, per non farla morire, e nessuno vuole che muoia. Cosa dobbiamo fare allora realmente, praticamente, per non farla morire? Facile. In primis, essere fieri di lei. Dobbiamo amarla così come siamo una nonna. E dobbiamo farla conoscere a tutti, amici, parenti, compagnetti, insegnanti, tutti quelli che non la conoscono, che non la vogliono vedere, perché tutti la conoscono, nonna Nanna. Agli adulti voglio dire che in un momento storico in cui si grida alla globalizzazione, in cui si cerca di imitare con forzature le tradizioni altrui, è importante che i bambini, e non solo i bambini, abbiano ben chiaro nella mente chi siamo e da dove veniamo. Ma adesso basta parlare. Questo appuntamento vi vogliamo raccontare una bellissima leggenda, una bellissima storia. La storia di Agatina, la fanciulla rapita dai pirati. Buon ascolto e buona visione. Vi conto una storia antica, statemi a sentire. Tanto tempo fa, in Sicilia, prima del dominio arabo, c'erano i turchi pirati che facevano paura alle genti. Giunti dal mare, pigliavano prigionieri, mascoli, femmine, e li portavano via. Volle la sorte che s'arrubarono la bella Agatina, innamorata d'un picciutteddo. Verso sera, Agatina, comandata dalla madre, io a chiamare lo nonno alla praia, e proprio lì, in quel momento, fu arrubata dai turchi. Pigliato di dolore, lo innamorato, ci scrisse sta canzone, statemi a sentire. Una canzone d'amore, una canzone per incitare le picciotte a combattere contro sti turchi invasori. E le dice sti parole: ti cerco un neghè, ti cerco ovunque, tra ville e valle te vado cercando, ma non ti trovo. Allora ci domandò a Lunna: «On è l'amore mio? On è l'amore mio?» Ma Lunna non rispondeva. Allora di lontano si sente un eco che ci dice: «Caschiava di li turchi, se ne io!» Preso dalla collera, esprime un desiderio: volesse avere la spada di Orlando per difenderla e pigliarla con mia. Ahimè, sconfortato, pensò che Agatina aveva moruto. La storia finisce con queste parole d'amore: sento un maroso lo cuore che batte. Il suo cuore pare un mare agitato, un mare in tempesta su sente di più scoppiare. E allora Idro continua a cercare e continua a dire: non è l'amore mio, non è l'amore mio. Rieccoci. Grazie Anna per averci raccontato la leggenda della fanciulla rapita dei pirati a mo' di conto. A questo punto non resta che ascoltare il brano. Vai Nico.
allentavo scura funni, runne l'amanti mia di capi spriu, lavaio picciri cari un trovurunni, illuso amori lumunno firriu, aialo mari e ciardu vanno all'unni, forse passavo di calamuri viu, e l'ego di lontano m'arrispondi, caschiava di liturghi sinniu, ma disi assi la spada d'Orlanno, quanto girassi per tutto lo mondo, la mia gatuzza ne moriu chi stanno, t'afferrau i vivo mi confonno, fosso mammozza ugo rideranno, la manno a Maria cercari loro, come una chiasse un sentisti lubanno, lunghi d'ammari li corchi ci sono, come una chiasse un sentisti lubanno, lunghi d'ammari li corchi ci A questo punto, intanto grazie a tutti e non resta altro che darvi un arrivederci alla prossima puntata. Grazie.